I cambiamenti climatici in atto e le tecniche intensive di coltivazione stanno concorrendo a un graduale processo di desertificazione e impoverimento della sostanza organica nei terreni, ponendo problemi di fertilità e di ritenzione idrica a scala di bacino. Per far fronte a queste problematiche, il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale e il Dipartimento di Agronomia dell'Università di Padova hanno quindi avviato un progetto pilota, Soilbank, con l'obiettivo di sviluppare una strategia agronomica innovativa basata su fertilizzazione organica, l'uso di colture di copertura e un'irrigazione controllata. Il capitale più importante che l'agricoltore ha è il suo terreno, il suo suolo, e sul suolo bisogna investire perché non solo produce, aiuta le produzioni, ma anche aiuta a svolgere regolazione dei flussi dell'acqua, dei nutrienti, a proteggere il territorio dagli eccessi di acqua, ma anche a richiedere meno acqua nel momento in cui c'è bisogno di acqua irrigua. Bisogna invertire un po' i modelli di gestione dei suoli, quindi la fertilità è un elemento importante, oltre che in vista degli obiettivi produttivi, anche degli obiettivi ecologici, di cattura anche del carbonio nell'atmosfera e di gestione ottimale della risorsa idrica. In un quadro dei cambiamenti climatici bisogna invertire la rotta e questa sperimentazione fornisce alcune prime indicazioni operative da utilizzare un po' per la prassi anche più diffusa nell'ambito del territorio più vasto. Luogo dell'attività di ricerca, in corso da quasi 3 anni, è un'azienda di proprietà del Consorzio di circa 9 ettari in località fiorentina a San Donà di Piave. Adesso abbiamo anche tante biomasse che sono studiate nel nostro progetto, i compost, i digestati, e sono biomasse che dobbiamo valorizzare, che dobbiamo sapere utilizzare, sia per il valore di nutrienti che esse contengono, sia perché contengono sostanza organica. Abbiamo le cover crop, altro grande capitolo della nostra ricerca. Questa è una delle occasioni per toccare con mano quanto trattare bene il terreno poi abbia un risultato concreto anche per la conservazione dell'acqua nel suolo. Maggior friabilità, maggior porosità, maggior sostanza organica. Un metro cubo di sostanza organica riesce a trattenere nel suo interno 20 metri cubi d'acqua, quindi questo è un invaso naturale, dobbiamo tenerne conto e cercare di applicare le tecnologie che ci consentono di applicare questo sistema nel miglior dei modi. Uno studio importante quindi per verificare la capacità di queste strategie di stabilizzare la resa delle coltivazioni, rendendole maggiormente resistenti a periodi secchi e meno esigenti d'acqua irrigua, migliorando così anche la qualità dei prodotti. L'acqua si può conservare in bacini, si può conservare in dighe, ma si può sicuramente in maniera molto efficace conservare anche sottoterra a disposizione delle piante, immediatamente disponibile, senza costi, se non quello di fare alcune scelte, operare alcune scelte che portino appunto all'incremento di queste preziose sostanze umiche nel terreno che favoriscono il trattenimento dell'acqua. Noi agricoltori dovremmo farci carico sulle nostre imprese, sulle nostre aziende, che venga effettuato un cambio di mentalità molto forte, molto significativo verso quei percorsi di sostenibilità e in primis il recupero della fertilità dei nostri suoli.